Mido 2023 è arrivata alla 51esima edizione e abbiamo dei numeri importanti che ci riportano ai numeri del 2019, quindi grandissima affluenza da parte del pubblico straniero ma anche italiano e siamo estremamente soddisfatti. Mido si dimostra il miglior momento per fare internazionalizzazione per le nostre imprese. Mido però non è solo prodotti, non è solo nuovi progetti, ma è anche informazione e cultura di settore. La sostenibilità nel nostro settore oggi non è una parola vacua, ma effettivamente è un processo che deve essere tenuto in considerazione da quando si inizia a progettare l'occhiale. Credo che questo ormai sia un atteggiamento che tutte le nostre aziende del Made in Italy devono avere e effettivamente hanno. Noi come Anfao insieme a Certottica stiamo lavorando su un progetto che si chiama Certified Sustainable Eyewear per andare a certificare con un'etichetta tutto il processo sostenibile che sta effettivamente alla base di ciascun prodotto, certificando anche la supply chain. L'occhialeria italiana nel 2022 ha performato molto bene, abbiamo avuto una cifra d'affari di 5,2 miliardi in crescita del 24% con un'esportazione del 90% nei paesi più importanti, Stati Uniti, Francia, Germania, dove effettivamente le crescite sono state a doppia cifra. Quindi per il Made in Italy è stato un ottimo anno, credo che i portafogli ordini per le aziende siano importanti anche per il primo semestre, ma noi come associazione siamo comunque cauti sui risultati di questo primo semestre. Certamente ci sarà un po' di rallentamento, ma dobbiamo essere attenti a monitorare la marginalità nelle nostre aziende, nei nostri bilanci, perché senza quella sarà difficile investire e mantenere alto il livello competitivo. Il distretto di Belluno è più che protagonista, è il cuore, il fisico del nostro settore. L'80% degli occupati, che sono oltre 18.000, risiedono nel distretto, quindi il distretto si nutre di esportazioni, è molto presente qua in fiera con la Regione Veneto e con aziende indipendenti che presentano nuovi prodotti, per cui è molto più che strategico. Per il secondo anno consecutivo la Regione Veneto ha realizzato lo stand che vediamo alle mie spalle, permettendo a 5 aziende che partecipano per la prima volta a Mido di essere presenti a costo zero. È una cosa molto importante. L'obiettivo della Regione Veneto, oltre ad incentivare le aziende medio-piccole che da sole non potrebbero partecipare a eventi di questo genere, serve anche a presentare i prodotti e il territorio veneto, soprattutto in un momento in cui abbiamo degli eventi molto importanti in vista, vedi le Olimpiadi 2026. La nostra azienda nasce nel 1962 a Lozzo di Cadore e da mio padre Vittorio, che ha prodotto lenti per parecchi anni, lenti in vetro sia da vista che da sole. Nel 1985 abbiamo cominciato a fare anche montature e quindi ci siamo abbiamo sviluppato dei prodotti un po' particolari, stiamo facendo piccole produzioni però con dei modelli un po' di design molto colorati, e da 4 anni è entrato in azienda mio figlio Stefano e lui naturalmente, essendo molto più giovane, ha delle idee particolari e ha un po' trasformato questa azienda. Essere qui al Mido per noi è molto importante e abbiamo avuto questa possibilità della Regione Veneto naturalmente, che ci ha fatto molto piacere. Abbiamo fatto una fiera già a Taormina in Sicilia naturalmente e lì abbiamo avuto un discreto successo e qui siamo molto molto felici perché abbiamo incontrato nuovi clienti anche in paesi molto distanti che hanno acquistato da noi e magari ci sarà uno sviluppo nei prossimi anni. Abbiamo iniziato a fare una nuova collezione quando sono entrato in azienda, degli occhiali un po' più particolari rispetto ai classici che facevamo prima. La linea si chiama Background. Sono degli occhiali spessorati con lastre da 8-10 mm
e vanno molto di moda in questi ultimi anni. E nella primavera del 2022 abbiamo lanciato una nuova collezione che si chiama Locado. Questa è una collezione che si distingue per le forme e per i colori. La collezione è interamente in acetato di cellulosa e viene prodotta da noi internamente in azienda, e sono forme molto estroverse con colori molto, molto forti, molto accesi, per dare proprio unicità alla persona e anche al prodotto, chiaramente. La nostra azienda si chiama Plastoptic, è un'azienda ancora nata nel 1987 e nel 2020 abbiamo deciso di realizzare la nostra prima collezione di occhiali stampati in 3D. Il brand si chiama Aterema Eyewear. Siamo nelle Dolomiti, a Comelico Superiore. Il nostro brand si collega molto alla natura, all'ambiente e alla voglia di continuare a vivere nel nostro paese di montagna, pur facendo un lavoro comunque innovativo, che sono i nostri occhiali che vengono stampati in 3D. Il prodotto è interamente made in Italy e artigianale, facciamo noi delle finiture manuali sugli occhiali. E abbiamo anche unito diversi materiali, quindi dall'artigianalità del Cadorina abbiamo unito il frontale stampato in 3D a delle aste di metallo, dei naselli regolabili. Gli occhiali sono tutti, oltre che da sole, graduabili, quindi si possono montare lenti da vista. Siamo molto contenti della nostra prima esperienza al Mido, perché è la prima volta. Il nostro è un brand giovane. In questi giorni di fiera abbiamo avuto l'occasione di poterci far conoscere sul panorama nazionale, ma anche con l'estero. Abbiamo visto molto interesse da parte di diverse zone, non so, dalla Polonia piuttosto che dalla Svizzera, e quindi per noi è stata una bellissima opportunità poter mostrare il nostro prodotto e farlo indossare a molte ottiche in giro per l'Italia, in giro per il mondo. È la vetrina migliore che abbiamo nella nostra industria. Mido ha la leadership nelle fiere di settore, ma noi siamo ben più che una fiera, noi siamo un grandissimo evento che, dicevo, dura 72 ore, quindi chiunque operi nel nostro settore a livello di produzione, ma anche a livello di distribuzione, non ha motivo per non venire. Siamo nati nel 1998. Una continuazione, cioè io esco da una famiglia che è sempre stata diciamo una famiglia di artigiani, azienda storica non del settore dell'occhialeria. Ci siamo entrati noi nel 1998, io e mia moglie, e abbiamo iniziato a produrre diciamo articoli per gli occhiali. Noi producevamo aste per le aziende del settore. Abbiamo praticamente raggiunto un buon livello, diciamo, di produzione negli anni 2000-2010, dove comunque il nostro, diciamo, gran parte del nostro lavoro era solamente rivolto alle aziende. Da lì diciamo che è iniziata un po' di crisi del settore e a quel punto lì abbiamo avuto l'evoluzione, pian piano ci siamo trasformati e abbiamo iniziato a creare occhiali, sempre per aziende, diciamo, per altri brand, per altri marchi e così via. Fin tanto che più o meno 6-7 anni fa c'è sempre stato nel mio sogno quello di realizzare un prodotto mio e di venderlo. E oggi, dopo 7 anni, diciamo, di varie peripezie, perché insomma abbiamo passato anni un po' difficili, però alla fine ci abbiamo creduto e siamo arrivati al punto, come si può vedere, di mettere per la prima volta piede, diciamo, al Mido, che era una delle mie ambizioni più grandi. Abbiamo cercato di creare fondamentalmente sia delle forme, dei colori e delle lavorazioni che fossero un po' il cosiddetto prodotto di nicchia, qualcosa di un po' di alternativo, e crearci il nostro spazio. Riusciamo sempre a fare qualche pezzo un po' particolare, un po' accattivante, che riusciamo un po' così a mantenere la curiosità e vedono che c'è sempre comunque un'evoluzione
nella scelta delle forme e soprattutto dei colori. Sono titolare dell'azienda Away SRLS con sede in Comelico a Santo Stefano di Cadore. Io sono giovane, ho 27 anni, è un'azienda che è nata nel 2020. Inizialmente, fino al 2020, si chiamava Palladio Occhiali, un'azienda fondata da mio padre, mia zia, sua sorella e mio zio, fondata nei lontani anni 80, con molta esperienza più che altro come lavorazioni conto terzi. Ho deciso di intraprendere questa strada inizialmente un po' per casualità, poi mi sono appassionato col discorso dell'occhiale, del mondo, dell'ambiente, anche con i rapporti con i clienti e i fornitori, e mi sono sempre più appassionato e sto cercando di portare avanti con entusiasmo, nonostante le difficoltà di questi periodi purtroppo. Il nostro brand è Retro Eyewear Mode e diciamo che è un brand che viene distribuito per il momento abbiamo il mercato del sud Italia, e poi abbiamo anche un'altra linea, proprio la nostra, che si chiama Away, ovviamente con il nostro logo, e comunque non ci fermiamo solo qui, possiamo anche su richiesta di cliente. Siamo molto flessibili in questo discorso, per queste lavorazioni. Su richiesta del cliente possiamo vendere direttamente l'occhiale con il loro brand, il loro logo. È un'esperienza bellissima finora, ho avuto modo di conoscere molte persone, tante già le conosco di questo mondo, però ho avuto modo di conoscere nuovi potenziali clienti. Sono contentissimo. È stata un'iniziativa alla quale ho aderito immediatamente appena ho avuto la possibilità. Spero di tornare con un nostro stand. Certotica è un'eccellenza veneta, ha una storia di 30 anni ed è nata per sostenere il sistema della filiera produttiva dell'occhiale, che ha una sua tradizione plurisecolare nel bellunese, per valorizzare la penetrazione dei mercati internazionali e l'armonizzazione delle normative, quindi certificando i prodotti e garantendo ai prodotti di poter essere rispettosi delle normative internazionali che sono state emanate inizialmente dalla Comunità Europea e poi evidentemente su più larga scala. Da questo punto di vista, appunto dicevo, la nostra storia è una storia di successo, perché così come la filiera produttiva dell'eyewear è cresciuta e da prodotto di dispositivo medico è diventato un prodotto fashion, anche con l'ingresso dei grandi brand della moda, Certotica ha saputo aggiornarsi e valorizzare i propri laboratori, i propri tecnici e le proprie competenze nell'affiancare le aziende sia dal punto di vista dei test che dal punto di vista delle certificazioni di prodotto, per poi arrivare fino alla formazione del personale del settore dell'eyewear e alla normazione e all'innovazione. Partecipiamo a molti bandi internazionali di ricerca, lavoriamo con università, istituti di ricerca nazionali e internazionali e offriamo al tessuto imprenditoriale italiano, ma evidentemente veneto, offriamo al sistema delle imprese un plafond di servizi, un bouquet di offerta che in qualche modo permette loro di affrontare le sfide di innovazione di processo e di prodotto. Siamo a Mido 2023, che è la fiera più importante al mondo nel settore dell'occhialeria, e ci siamo orgogliosamente come gruppo, quindi Certotica Group, che racchiude in sé Certotica, Dolomiti Cert e Cert Dolomiti, oltre ad una nuova business unit dedicata al mondo della formazione, proprio perché ritenevamo che la nostra presenza, avendo qui la maggior parte dei nostri clienti, fosse importante sia dal punto di vista della relazione, della condivisione e anche dello scambio di conoscenze e competenze.